Buongiorno a tutti dalle educatrici dell'asilo nido comunale di Vittorio Veneto. Ciao a tutti i bambini, ciao a tutte le mamme, papà, nonni, ciao a tutti. State approfittando per fare qualche coccolina con mamma e papà in questo momento, in questo periodo lungo che siamo un attimino separati. Questa mattina vogliamo farvi anche noi una coccolina raccontandovi la storia del castello di Cavolfiorito. Siete pronti? Cominciamo! C'era una volta un castello di Cavolfiore, dove abitavano Re Patato, la regina Cipolla e la figlia principessa Carotina. Una mattina la principessa Carotina decise di andare a fare una passeggiata fino al bosco di Sedano. Per strada incontrò il principe Zucchino. Si presentarono e nacque tra di loro una bella amicizia. Tutti i giorni si incontravano e facevano delle belle e lunghe passeggiate. Dopo un po' di tempo si innamorarono e decisero di sposarsi. Il principe andò al castello di Cavolfiore per chiedere la mano della principessa, ma il re Patato e la regina Cipolla erano molto severi e dissero di no. No, assolutamente no! No, non sposerai mai la principessa Carotina. Il principe, molto triste, chiese aiuto alla fata Melanzana, che abitava nel bosco di Sedano. Fata Melanzana insegnò una magia al principe Zucchino. Oh, caro principe Zucchino, a mezzanotte, quando tutti al castello di Cavolfiorito si saranno addormentati, tu dovrai prendere un grande recipiente di acqua bollente e buttarci dentro il re Patato e la regina Cipolla, così che all'indomani saranno sicuramente molto più teneri e vedrai che acconsentiranno al matrimonio. Fai come ti dico io, mi raccomando. Il principe attese che tutti al castello si fossero addormentati e fece come gli aveva detto fata Melanzana. Il mattino seguente si recò al castello e, tutto entusiasta, chiese nuovamente la mano della principessa e questa volta il re e la regina acconsentirono. Al matrimonio furono invitati il barone e la baronessa Peperone, il conte e la contessa Pomodoro, il granduca Sedano, la fata Melanzana, il radicchio marchese, il duca Porro e tutti insieme fecero un ottimo minestrone. Vi siete divertiti, bambini? Allora le educatrici dell'asilo nido comunale di Vittorio Veneto vi salutano e vi danno appuntamento presto. Ciao, Un ciao bacio a bambini! tutti!